Prepariamo oggi una torta particolare. Si tratta di una torta composta da due preparazioni separate, di cui una è quella che già conoscete e vi metterò il link in descrizione, è la torta di mandorle semplice, mentre questo è un pan di Spagna. Quindi per la preparazione della torta di mandorle vi rimando al link, mentre qui vi spiego come fare il pan di Spagna. Iniziamo con 300 grammi di zucchero a velo. Io qua ho scelto lo zucchero a velo perché si amalgama più facilmente con i tuorli e crea un effetto più morbido. Poi ci serviranno 6 uova che andremo a separare i bianchi dai rossi e monteremo a neve i bianchi. 200 grammi di fecola di patate, questo conferisce molta leggerezza. 2 cucchiai di farina, e qua va bene una farina 00 per tutte le preparazioni, ma io ho scelto una speciale per torte. Poi ci servirà la scorza di un limone biologico, questo volendo potresti anche non metterlo, ma io preferisco sempre aromatizzare il mio pan di Spagna. E poi per la bagna, dal momento che utilizziamo un pan di Spagna fatto quasi interamente di fecola, potrebbe risultare un po' asciutto, quindi è meglio bagnarlo. In questo caso io sceglierò una bagna a base di acquavite, quindi il classico file verro, che questo è preparato in casa. E poi tra le due torte andremo a farcire con una marmellata. In questo caso io ho scelto quella d'arance. Perché? Perché mi piace tanto quella d'arance. Come stampo utilizzeremo uno di questi stampi a cerniera, diametro 24 cm. Iniziamo. Questi sono i 200 grammi di fecola a cui aggiungeremo 2 cucchiai di farina. Chiaramente setacciata. Mi raccomando, setacciate sempre le farine. Una volta separati i tuorli dai nostri albumi, andiamo ad aggiungere i 300 grammi di zucchero a velo nei tuorli, quindi andiamo a montare col frullatore finché diventerà un composto chiaro e spumoso. Aggiungiamo un pizzico di sale e quindi iniziamo a montare a neve i nostri albumi. Invece che imburrare lo stampo, io preferisco mettere della carta forno, quindi ho foderato il fondo, che viene foderato facilmente perché si può chiudere lo stampo sopra il fondo, e poi ho usato dei bordi che poi andrò a ritagliare una volta aggiunto l'impasto. Quindi adesso andiamo a prendere il nostro composto iniziale con tuorli e zucchero perfettamente montato e andremo ad aggiungere alternativamente un cucchiaio di farina e un cucchiaio di bianchi, montando sempre dal basso verso l'alto, perché dobbiamo andare ad inglobare aria, che è fondamentale perché la torta si sollevi. Inoltre, pian piano aggiungeremo anche la scorza del nostro limone. Iniziamo. Guardate il movimento. Con delicatezza, mi raccomando, perché il composto non deve essere smontato. E così continuiamo aggiungendo alternativa un cucchiaio di farina, un cucchiaio di bianco e continuiamo a mescolare. A questo punto abbiamo finito di aggiungere tutti i nostri ingredienti. Guardate come si comporta il nostro impasto. Vedete il movimento? Guardate l'aria che viene fuori. Allora, se questa procedura vi spaventa e avete paura che il vostro dolce non lieviti, aggiungete una bustina di lievito. In questo modo non avrete più una torta di pan di Spagna, ma una torta margherita. Ma il risultato sarà comunque garantito. Andiamo quindi a depositare nella nostra teglia. Quindi inforniamo forno statico 160 gradi fino a doratura. Controllate con uno stecchino come al solito per verificare la cottura interna. Ora, nel mio forno la cottura ha richiesto circa 52 minuti. Eh, Come vedete l'altezza di questa teglia è circa 4 dita, ok? E quindi la torta è cresciuta davvero parecchio. Ha superato decisamente il bordo. Ora non so come è proprio soffice, cioè è un guardate, è una nuvola, ok? Quello che andremo a fare adesso è preparare la torta di mandorle
che andrà depositata sopra questa torta utilizzando lo stesso identico stampo, chiaramente, perché devono combaciare perfettamente. Per quanto riguarda la torta di mandorle, però, vi consiglio di usare metà dose rispetto a quella che ho consigliato nell'altro video, quello che vi metterò poi nel link. Poi, per quanto riguarda la farcitura, ho deciso di cambiare, non utilizzerò la marmellata, ma in questo caso utilizzerò una ganache al cioccolato. Visto che abbiamo un sacco di cioccolata che è avanzata da Pasqua, diciamo che le dosi sono queste. Ormai l'ho già preparata, quindi non ve la posso far vedere in preparazione. Utilizzerete 100 o 200 grammi di panna non montata, panna per dolci. La porterete quasi a ebollizione, dopodiché quando sta cominciando a bollire staccate la fiamma, buttate dentro il cioccolato tagliato a pezzi e girate finché non diventa una crema. Semplice, una ganache al cioccolato, ok? E utilizzeremo quella per farcire. Pan di Spagna estratto dallo stampo, come vedete ha superato di un dito, anzi anche di più forse, le dimensioni dello stampo, è veramente soffice. Ok, e adesso ci dedichiamo alla seconda preparazione. Questa è la ganache che ho preparato, e ora è già fredda, quindi la teniamo da parte e intanto cominciamo a sezionare la torta per cominciare a farcirla. Utilizzeremo un filo di nylon, quindi segneremo la metà, taglieremo con il filo di nylon, quindi bagneremo leggermente con la nostra acquavite e cospargeremo abbondantemente con la ganache. Visto che lo spessore è veramente molto alto, ho pensato di tagliarla in più strati, quindi faremo 3 strati su questa torta. Per farlo passiamo il filo, facciamo quindi un nodino e chiudiamo. Tirando il filo pian piano si andrà a tagliare tutto lo strato. Vedete? È una cosa molto molto semplice. Basta tirare. Guardate all'interno. Qua ho separato il primo strato. Adesso ho già tagliato il secondo e devo andare a separare. Qua la cosa è un po' più difficile perché sarà molto molto soffice. Procediamo quindi con la bagna. Io utilizzo fileverro, quindi grappa, senza allungare in nessun modo, però se voi preferite, oppure se la fate per dei bambini, utilizzate acqua e zucchero. Oppure un succo all'arancia, qualcosa di questo tipo, ok? Una volta bagnato con con la nostra grappa, andiamo a stendere la nostra ganache al cioccolato. È venuta molto densa perché ho utilizzato molto cioccolato. E cospargiamo per bene. La parte di sopra, che vedete che chiaramente è un po' più cotta, andrà girata capovolta a contatto diretto con la crema. In questo modo rimarrà più inzuppata. E quindi continuiamo a farcire. In teoria la torta, prima di essere conclusa, andrebbe lavorata anche lateralmente, decorata, quindi magari con una ganache oppure con una panna. Ma questa non è una pasticceria, questa è una casa e quindi le cose sono un po' rustiche e a noi va bene così. Dopo circa mezz'ora di cottura, ecco il risultato finale. Questo è l'ultimo strato, realizzato con una semplice torta di mandorle, così come poi vi metterò il link in descrizione, utilizzando però metà delle dosi che ho indicato in quella ricetta. Quindi andiamo a sfornare, sformare dalla nostra teglia a cerniera e lasciamo raffreddare prima di depositare sulla nostra torta. Una volta raffreddato l'ultimo strato di torta di mandorle, andiamo ad aggiungerlo ai nostri 3 strati, ottenendo 4 strati di torta. Terminiamo con una spolverata di zucchero a velo e una ciliegina. Buon appetito!